Parliamo di discariche abusive e di gestione dei rifiuti. Qual è lo stato dell'arte in Italia e in Veneto? Ci stiamo occupando come commissario straordinario di governo per la bonifica delle discariche abusive di questa vecchia infrazione che l'Unione Europea ci ha dato, per così dire, nel 2014 su discariche vecchie degli anni 2000, degli anni 70, 80, 90. Sono 80 siti dal Veneto alla Sicilia che stiamo lavorando per bonificarli o mettere in sicurezza. Un tempo qual era l'origine? L'origine era quella o dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani che i sindaci non sapevano o comunque le comunità non sapevano come risolvere la questione e quindi venivano smaltiti in siti non idonei, oppure i depositi temporanei che poi diventavano definitivi e sono quelle dell'area veneta soprattutto attorno a Marghera. Abbiamo attuato un'ottima collaborazione con la Regione e con gli enti per cercare di chiudere questa fase. In generale sicuramente la questione dello smaltimento delle discariche, a volte insomma dell'idoneo fine di questi rifiuti non è più nell'emergenza degli anni, però sicuramente rimane sempre da attenzionare. Per questo, come noi diciamo, come allora negli anni 80, quando è venuta fuori questa grande questione, e poi c'è proprio un'inflazione, ma un'inflazione che ci sta facendo mettere risanare il territorio, è stata originata ed è venuta fuori per fortuna dai monitoraggi che erano stati fatti allora e che oggi ci siamo ritrovati. Quindi occorre monitorare il territorio, vedere a volte dove la connessione fra cave e discariche diventa virulenta, cioè diventa veramente negativa e non positiva, per cercare ovviamente di prevenire i fenomeni e non ultimo quello delle possibili infiltrazioni della criminalità che anche in queste nostre realtà vecchie e anche nei lavori che sono stati fatti l'abbiamo accertato, e quindi se la guardia viene tenuta alta non solo nelle regioni dove purtroppo c'è una maggiore presenza ma un po' anche in altre regioni, questo non si fa male ma si fa bene. Quindi diciamo è un fenomeno, appunto ci sono anche gli ultimi casi di cronaca di questi giorni, ma è un fenomeno in evoluzione, non è più come negli anni 70, è cambiato il contesto. Negli anni 70, ripeto, quello nei primi anni in cui l'Unione Europea stava dettando le prime regole, le prime direttive, e allora c'era una non idoneità e non conformità e non si sapeva veramente come poter smaltirli, e si sono trovate delle forme che chiameremmo d'emergenza, però che pur nell'emergenza veramente non andavano bene perché si sono scaricati i rifiuti in zone che non avevano nessuna idoneità. Diciamo che oggi questo non avviene o avvengono fenomeni totalmente abusivi nascosti che poi vengono scoperti, però sicuramente c'è ancora una tensione di doverli smaltire bene. Questo riguarda, c'è una problematica di impianti, ogni regione insomma ovviamente si attrezza come al meglio, per cui diciamo che pur nelle difficoltà che non sono quelle di un tempo, monitorare il territorio per prevenire, questo diremmo che è una cosa quasi ovvia, ma è una cosa veramente da fare, da applicare, e in questo senso anche il protocollo che oggi firmiamo con Unioncamere è quello che noi diciamo ci deve essere una grande alleanza, una grande collaborazione tra le forze produttive, Unioncamere riunisce insomma forze importanti, e non ultimo, anzi per primi diremmo i cittadini, perché alla fine dobbiamo tutti stare sicuramente da una parte e qualunque cittadino si deve sentire una sentinella dell'ambiente per poter meglio anche qua prevenire questi fenomeni. Grazie.